Bentornati sul canale dell'azienda Agricola Venture. Come un po' sempre ogni venerdì vi portiamo con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. Stiamo registrando questo video negli ultimissimi giorni di febbraio. Siamo ormai nelle battute conclusive per quanto riguarda la potatura, la stralciatura, la legatura, nel senso che abbiamo una ventina di giorni davanti, poi se è vero abbiamo finito anche per quest'anno. In questo momento, visto che sta mettendo bel tempo negli ultimi giorni, finalmente, e soprattutto anche nei prossimi giorni, è previsto ancora comunque alta pressione, abbiamo pensato comunque di mandare avanti anche un altro lavoro, tanto per non rimanere senza, e quindi stiamo preparando la terra per il nuovo impianto. Ci troviamo in questo campo, come vedete adesso è tutto ovviamente libero, qua stiamo ragionando appunto per il prossimo impianto ovviamente di viti. Se vi ricordate avevamo fatto tutti i lavori nel periodo tardo autunnale, prima parte d'inverno, nel raccontarvi un po' tutti i lavori che abbiamo fatto per andare a estirpare questo vigneto, dal tagliare le piante a tirar via fil di ferri, pali, traversine, tutto quanto, e l'avevamo concluso con appunto la pulizia completa, ecco, delle radici. Oggi stiamo proprio lavorando invece per il nuovo vigneto. Qualcuno ci aveva scritto che lavorazioni avremmo fatto in previsione appunto del nuovo impianto, e adesso vi raccontiamo cosa andiamo a fare. In pratica abbiamo pensato prima di fare un passaggio con il ripuntatore, in questo caso l'abbiamo attaccato il nostro Lamborghini, e questo è un passaggio che ci serve a rompere la crosta della terra, a fare dei tagli all'interno appunto del terreno, e successivamente faremo altre lavorazioni come per esempio l'aratura. Poi, una volta che si asciuga un attimo la terra, faremo un passaggio probabilmente con l'estirpatore, e da lì in poi vedremo un po' come gestire in base a come si presenterà la situazione. Decideremo un po' come affrontare le successive lavorazioni. Il terreno ora come si presenta? Prima della lavorazione che adesso abbiamo iniziato a fare è in questo modo. Abbiamo un po' di cotico erboso, ovviamente alternato a queste fasce, come vedete, dove ha lavorato l'attrezzo per andare a estirpare l'apparato radicale. In questo momento appunto dovremo andare a creare una lavorazione uniforme del terreno, proprio perché le viti hanno bisogno di un terreno ben lavorato, ben alleggerito, ben ammorbidito, per andare ovviamente a radicare nel modo corretto. Ovviamente non è una lavorazione che serve appunto in previsione dello sviluppo radicale della pianta, diversamente a quelle lavorazioni che si possono fare magari su cereali o altre cose, magari semina su sodo, eccetera. In questo caso ovviamente noi dovremmo andare a creare un bel substrato morbido, arieggiato, proprio per andare a immettere poi le barbatelle. Ecco, la lavorazione che andiamo a fare adesso è appunto una serie di lavorazioni appunto che andiamo a fare proprio per affrontare i prossimi decenni, ecco, in modo favorevole proprio per lo sviluppo dell'apparato radicale, l'apparato fogliare e tutta la vita, ecco, della pianta, proprio perché per i prossimi anni queste lavorazioni un po' più profonde, ecco, non andremo più a farle, per cui preparare un po' la terra in questo modo ci consentirà, ecco, di investire per il futuro. Ecco, con questa lavorazione cosa andiamo a creare? Andiamo a creare appunto dei tagli che servono per fare dei solchi drenanti di fatto, quindi andremo ad arieggiare un po' il terreno senza però rovesciare la terra. In questo caso non andiamo a fare quella lavorazione di rovesciamento della terra, quindi come vedete in questo caso nella superficie noi abbiamo ancora a sprazzi qua e là un po' di cotico erboso, però vedete è super distaccato, nel giro di un giorno qua si sega tutto, ed è molto soffice, veramente soffice la lavorazione, il risultato di questa lavorazione. Qui si crea un po' di ossigenazione della parte sottostante del terreno, e prepara un po' la terra anche a una successiva lavorazione, che è quella appunto dell'aratura. Noi andremo a fare un'aratura non particolarmente profonda, andremo a rovesciare una piccola parte, la parte ancora organica, se vogliamo, abbastanza ricca organica del terreno. E in questo caso, ecco, l'obiettivo è creare appunto questi tagli per andare appunto a far drenare bene il terreno e a creare comunque questa sorta di ammorbidimento, ecco, degli strati più profondi della terra.
Diciamo che con l'aratura andremo a rovesciare la terra in modo tale da portare sostanza organica nella parte un po' più profonda, perché le piante appunto delle viti vanno poi in profondità a cercare nutrimento, sostanza organica, sali minerali e resistono anche un po' meglio allo stress. Diciamo che su questo argomento comunque ci sono teorie discordanti, ecco. Nelle nostre zone diciamo è abbastanza prassi effettuare comunque un'aratura prima del nuovo impianto, perché si è visto, ecco, almeno nelle nostre zone, che poi si va a comportare bene la pianta. Ovviamente le porzioni, quelle più profonde, quindi più scarse di sostanza organica, noi non andremo a toccarle, ma andiamo con l'aratro, ma andiamo a toccarle proprio con questo attrezzo, in modo tale comunque da interessare anche gli strati un po' più profondi, diciamo, da questa micro lavorazione, perché nelle parti più profonde andremo solo a fare dei tagli e non questo rovesciamento di struttura. Ecco, questo attrezzo avevamo già fatto comunque un video un paio di anni fa, quando avevamo fatto un nuovo impianto, avevamo comunque documentato un po' le lavorazioni, ecco, della ripuntatura. Ecco, il ripuntatore ha diciamo un telaio che viene attaccato ovviamente al trattore attraverso i 3 punti classici del trattore e presenta in questo caso a 5 ancore, e queste 5 ancore, ecco, sono appunto questi spuntoni metallici che una volta inseriti nel terreno, con l'avanzamento del trattore, vanno a creare appunto questi solchi che servono appunto per arieggiare, drenare, scompattare, ecco, la terra, nonostante, ecco, in questo vigneto, in questo terreno, siano già presenti diversi sassi. Quindi noi abbiamo un terreno misto argilloso sassoso. Nella parte più bassa abbiamo presenza sicuramente di più argilla scura tra l'altro, e meno sasso, quindi in questa parte qui la terra è molto scura e la presenza di sasso è meno frequente, mentre nella porzione un po' più in alto, ovviamente essendo un po' in pendenza, nella porzione apicale il terreno è un po' più magro. Cosa vuol dire? Che c'è un po' meno sostanza organica, l'argilla è un po' meno scura di questa, ma soprattutto è presente una percentuale maggiore di sasso. Ovviamente le lavorazioni che faremo non sono differenti, quindi andremo a fare le stesse lavorazioni nonostante il terreno. Chiaramente la gestione poi irrigua ed eventualmente di nutrizione del nuovo impianto dovrà tenere considerazione di queste due situazioni. Ovviamente per fare questa lavorazione è importante che il terreno sia nelle condizioni giuste, quindi non sia bagnato o non troppo umido. Noi abbiamo atteso questo momento proprio perché mette questa bella parentesi di sole e ventilato, quindi le ultime piogge che ha fatto ormai sono, diciamo, evaporate, e in questo modo possiamo andare a fare una lavorazione corretta. Se andassimo a fare questa lavorazione con un terreno troppo umido, ovviamente otterremo un risultato veramente disastroso, perché invece di andare a creare arieggiamento, invece di andare a creare questo dissodamento, ecco, del terreno, andremo invece a compattare e a, diciamo, impaccare il terreno, cosa che ovviamente non vogliamo. Quindi abbiamo dovuto attendere, ecco, questo momento dove mettono una parentesi appunto di bel tempo per proseguire con queste lavorazioni. Per fare questa lavorazione è importante avere 2 ancore, diciamo, del ripuntatore posizionati dietro a livello delle ruote del trattore, in modo tale che quando il trattore pesa la terra, poi dietro ci sono queste 2 ancore che proprio vanno a tagliare l'eventuale, diciamo, compattamento che fa il trattore. Poi è molto importante avere un'ancora anche al centro, quindi la composizione potrebbe essere anche di 2 ancore, sarebbe più che sufficiente per fare questa lavorazione, proprio perché l'ancora al centro va un po' a scompattare quella terra, appunto a romperla, in modo tale che appunto il lavoro venga fatto in modo preciso. Ovviamente per fare questo lavoro abbiamo dovuto utilizzare, diciamo, il trattore più grande che abbiamo in azienda noi, e ovviamente non si può fare questo lavoro con un frutteto perché avrebbe troppi pochi cavalli, e in questo caso ovviamente bisogna attaccare attivare le 4 ruote motrici e il bloccaggio differenziale, in modo tale che il trattore possa erogare al massimo, ecco, quella che è la sua potenza e avere il maggiore grip, proprio per fare questa lavorazione che è un po' impegnativa anche in termini economici di gasolio, ecco. Però ovviamente stiamo parlando di investimenti per il nuovo impianto, per cui è importante fare le cose al meglio che
al meglio che si può. Ecco, e poi inoltre abbiamo attaccato anche la zavorra anteriore al nostro Lamborghini proprio per creare un bilanciamento migliore per appunto chi opera sul trattore e soprattutto per dar peso, ecco, al ponte anteriore. In passato, in un altro appezzamento, avevamo chiamato un terzista che era venuto con una macchina, diciamo, cingolata con un ripuntatore attaccato posteriormente, perché in quell'appezzamento c'erano alcune esigenze particolari, è stato fatto un piccolo sbancamento, un movimento terra, per cui in quel caso andava, diciamo così, meglio fare quel tipo di lavorazione. Ecco, in questo caso abbiamo un ripuntatore che sicuramente è un po' più leggero rispetto magari ad altri ripuntatori che utilizzano magari altre aziende più grandi, o che appunto utilizzano trattori con più cavalleria o più magari appunto un cingolato dove ha più grip. Però insomma questo comunque è più che sufficiente per fare questa lavorazione, ovviamente utilizziamo questo. Ecco, noi abbiamo fatto un salto allora qui a vedere un attimo come è organizzato il papà e così ci faceva piacere, ecco, documentare con voi, condividere con voi anche questa lavorazione. Noi adesso riprendiamo un po' con i lavori di potatura, proprio perché appunto abbiamo comunque davanti ancora un po' di settimane per finire questo importante lavoro per noi. Diciamo che noi cerchiamo appunto come possiamo di arrangiarci in famiglia, in questo caso appunto questo lavoro lo sta portando avanti il papà. Nel frattempo noi prepariamo ancora un po' di campi avvitati, appunto pronti per essere legati, in modo tale che poi appena finisce questo lavoro è libero poi per venire a completare le operazioni di legatura. Ecco, ci è fatto piacere comunque condividere con voi anche questo lavoro. Magari se volete scriverci voi come vi organizzate per preparare i terreni o per i seminativi o per nuovi impianti, ci fa sempre piacere avere un altro parere, un altro punto di vista, ecco, perché ovviamente l'Italia è diversa, è variegata sia come tradizioni di lavorazioni, ma anche come terreni, e quindi in base al terreno che si ha, ovviamente, e le esigenze che si hanno, ovviamente bisogna adattarsi. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi e ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.